Diamo il benvenuto a Perugia, nella nostra Umbria, al presidente Giuseppe Conte. Presidente, io devo scappare con il microfono. Presidente. Grazie. Dobbiamo fare una foto con dietro. Grazie. Avete sentito Vittoria? Vittoria non sono qui a presentarla io perché la conoscete meglio di me. Posso solo dire che ci sono tutte le premesse per un governo virtuoso della città. Ma sapete perché? Perché le premesse devono essere costruite prima. Cosa significa costruirle prima? Significa, ad esempio, iniziare a fare un percorso serio per capire di cosa ha bisogno questa città. Significa ascoltare non gli imprenditori, i ricchi e potenti, ma tutti quanti, i cittadini, girare per i quartieri, 52 quartieri. Questo progetto è stato io sono molto attento, seguo tante cose, ma ovviamente non mi sfuggono dei particolari importanti. Questo progetto a Perugia è stato costruito in mesi e mesi di lavoro serio, dialogo con la città, con i quartieri, con i cittadini, con le associazioni. 52 quartieri visitati uno per uno. Tanti incontri in cui sono stati elaborati progetti, presentate proposte, oltre un centinaio di incontri. Grandissima partecipazione. Non è una lista, questa è una coalizione fatta solo per acchiappare i voti, è una coalizione costruita per offrire un governo utile a voi cittadini. E quindi tutte le proposte che Vittoria adesso ha sintetizzato e ha continuato a illustrare in queste settimane, nelle scorse settimane, continuerà a illustrare fino agli ultimi giorni della campagna elettorale, sono proposte che nascono da bisogni concreti, sono bisogni che vogliono raccogliere la vocazione anche culturale di questa città, vogliono raccogliere la vocazione, la prospettiva di un lavoro dignitoso, l'avete sentito. E sono importanti le parole e gli obiettivi che tutelano un salario minimo, anche se questo governo nazionale ha respinto la nostra proposta, peraltro unitaria, delle opposizioni per una volta sul salario minimo legale. Però si può dare anche il buon esempio, si può partire anche dal governo delle comunità locali, territoriali. Il comune può far tanto, le amministrazioni possono far tanto, possono pretendere ad esempio nei contratti pubblici, negli appalti, che le imprese rispettino il salario minimo legale, un minimo, perché i lavoratori sottopagati non devono più esistere. Le imprese che peraltro fanno concorrenza sleale con le altre, perché è chiaro che un'impresa che non paga, non sostiene il giusto costo del lavoro, sfrutta la manodopera, quella si chiama concorrenza sleale, svantaggia non solo gli stessi lavoratori perché li umilia, cancella quello che è il dettato costituzionale che parla di dignità del lavoro, ma svantaggia anche gli altri che rispettano la dignità del lavoro, gli altri operatori economici, gli altri imprenditori. È un modo di far politica che crea le buone premesse. Invece il cattivo modo di far politica è quello che purtroppo è diffuso da nord, dal Piemonte alla Sicilia. Lo stiamo vedendo. Guardate, non vi illudete, le inchieste giudiziarie, ricordatevi, sono la punta di un iceberg. Giro tutta l'Italia. Le inchieste giudiziarie sono la punta di un iceberg e questo governo nazionale sta facendo di tutto perché questa punta non venga fuori. Stanno anziché offrire, anziché cogliere l'occasione per ripulire la politica, per renderla virtuosa, per introdurre strumenti all'interno dei partiti stessi,
dell'azione politica amministrativa per evitare la contaminazione con gli affari, per evitare la permeabilità della politica alle infiltrazioni mafiose, allo scambio di voto politico-mafioso, anziché contrastare chi utilizza un tariffario per comprare un voto. Ormai c'è un tariffario, 10-20 euro sino a 50 euro da nord a sud. Questo governo nazionale, queste forze di maggioranza ne stanno approfittando per introdurre uno smantellamento, smantellare tutti i presidi anticorruzione. Della serie, visto che c'è del marcio, cerchiamo di coprirlo come? Creando spazi di impunità. Stiamo andando in una direzione per cui sarà difficile per i magistrati fare inchieste, utilizzare le intercettazioni. Vogliono limitare le intercettazioni non più di 45 giorni, l'uso del Trojan per la corruzione non si può, hanno abolito l'abuso d'ufficio. Sapete che significa abuso d'ufficio? Che voi avrete degli amministratori, aspettate, avrete degli amministratori a livello locale che si abusano del potere, in un concorso favoriscono l'amico, i parenti, gli amici degli imprenditori. Voi non li potete denunciare, è depenalizzato, è tutto consentito. Vogliono ridimensionare il traffico di influenze illecite e così via. Sono queste le riforme su cui ci stiamo battendo in Parlamento per contrastarle e purtroppo c'hanno i numeri. E la cosa bella è che c'hanno i numeri anche dei partiti che stanno, alcuni partiti che stanno lì al centro, che si dicono di opposizione, ma su questo non ci vogliono sentire, votano più con loro che con noi. Lo dobbiamo dire. E qual è il risultato di questa politica? Ma secondo voi, vedete quando si dice il pesce puzza, il buongiorno si vede? Allora, secondo voi in Liguria, attenzione, quando questa amministrazione Toti ha vinto, si è fatto il giro della Liguria per ascoltare i cittadini? Si è fatto il giro della Liguria per fare della Liguria la casa di vetro, la regione la casa della trasparenza, la casa di vetro dove ascoltare i cittadini? Hanno fatto il giro per ascoltare tutte le proposte e i bisogni dei cittadini? No. Giusto? Il risultato qual è? Che quando si sono insediati, a me non interessa parlare delle colpe di Toti e delle responsabilità, sarà la magistratura, Spinelli, Signorini, tutti questi nomi che sentiamo tutti i giorni adesso in TV. A me non mi interessa andare a perseguitare il singolo, anzi io auguro a tutti di potersi difendere in sede giudiziaria, di far valere le loro ragioni, perché noi siamo per tutte le garanzie costituzionali, ma vi rendete conto che sistema? Noi abbiamo amministratori, è lì l'impostazione, che anziché ascoltare i cittadini, anziché raccogliere le proposte, anziché fare della regione una casa di vetro, vanno sugli yacht di lusso, vanno a Monte Carlo per decidere cosa ti serve a te, caro imprenditore che mi finanzi. Dimmi qual è il progetto, come dobbiamo impostare gli investimenti nel porto di Genova, cosa dobbiamo fare, tu quali proprietà hai da valorizzare e tu invece cosa vuoi. Questo secondo me è un modo di ragionare, questo è il modo di gestire la res pubblica. Io mi vergogno. Se avessimo ragionato così staremmo ancora a Chigi, non so quanti anni, non ci avrebbero mai scardinato, ma noi siamo scomodi nel Movimento 5 Stelle, lo sapete. A noi non ci interessa governare 5 anni, 10 anni, a noi ci interessa stare il tempo lì e ogni giorno che avremo la possibilità lavoreremo per voi, non per noi. È molto scomodo fare politica come la facciamo noi, lo sapete, no? L'altro giorno, vi dico solo questo piccolo episodio che è emblematico anche di un sistema mediatico in Italia, no? Voi lo sapete, in TV spesso vediamo dileggiati, sbeffeggiati sui grandi giornali. L'altro giorno ho fatto una conferenza con la stampa estera. Il clima è molto diverso. Ti vedi tutti questi giornalisti di tutto il mondo e ti fanno domande. A un certo punto si è alzato un giornalista pakistano e mi fa:
Presidente, scusi, ma mi spiega, non riesco a capire, con un accento un po' straniero, ma perché Movimento 5 Stelle, unico partito non coinvolto nella corruzione? No, io gli ho risposto, mica è una battuta. Gli ho dovuto spiegare perché lui non lo capiva. Ho detto, guardi, le spiego perché. Il Movimento 5 Stelle è nato per contrastare la corruzione, è nato per affermare la legalità, contrastare tutto il malaffare, lottare contro la mafia. Noi addirittura all'inizio è stato uno slogan, vi ricordate? Onestà, onestà, onestà. Poi ovviamente adesso spieghiamo che l'onestà non è sufficiente, va coniugata alla competenza, va coniugata perché se no c'è un fraintendimento, alla capacità. Quindi abbiamo spiegato, è ovvio che quando proponiamo per un incarico pubblico e che possa comportare responsabilità nei confronti di un'intera comunità, devi mandare anche delle persone capaci, competenti, ma la onestà rimane la premessa fondamentale. Allora gli ho spiegato, guardi, se uno vuol fare carriera politica non viene con noi, se uno vuole fare affari non viene con noi, ma gli ho dovuto spiegare perché. Primo perché se vieni da noi c'è il vincolo del doppio mandato e già questo qui crea un limite e, come dire, impedisce che il destino personale possa prendere il sopravvento su quello che invece è una responsabilità collettiva nei confronti della collettività. Due, se vieni con noi ti devi decurtare le indennità. Abbiamo restituito, da quando siamo nelle istituzioni, 100 milioni in tutti questi anni in opere per la collettività. Ma chi lo fa? Terzo, noi spesso, avete visto, lo dicono ormai anche i giornali, non siamo competitivi sui territori. Adesso stiamo facendo tanti gruppi territoriali, molti di voi ovviamente appartengono a un gruppo territoriale, vi sarete iscritti, ma il tema è un altro. Il tema è che io vado su tutti i territori, ci sono dei capi bastone che mi offrono pacchetti di voti, che vanno da un partito all'altro, li trovi a sinistra, li trovi a destra, poi al centro, poi sotto forma di lista civica, dappertutto. Noi li rifiutiamo, non li picchiamo perché siamo dei signori. Noi ci avete fatto caso che qualcuno ogni tanto lo perdiamo perché qualcuno non regge, lo perdiamo per strada, va benissimo, ma l'importante è che vi garantiamo che nel nostro perimetro d'azione politica c'è onestà, volontà di lavorare per voi, serietà nell'affrontare i temi, non opportunismo come ci descrivono i giornali. Chi sta con noi? E sicuramente non accettiamo mai transfughi, ci avete fatto caso? Altri partiti. Avete mai visto noi che prendiamo quelli che passano da altri partiti a destra e a sinistra? No, ancora sul finanziamento gli ho spiegato, guardi che per noi ci autofinanziamo di fatto, ci aiutiamo con le micro donazioni, anche da noi vengono imprenditori che vogliono finanziarci. Quante volte hanno detto, Presidente, noi siamo a disposizione, ma perché la stimiamo anche genuinamente? La mia risposta sapete qual è? Guardi, non si preoccupi, finanzi gli altri partiti meno che il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle dovrà rimanere sempre libero e indipendente di poter valutare una proposta di chiunque arrivi, un emendamento senza spirito fazioso corporativo. Questo vi garantiamo. Ovviamente questo ha un costo politico, è ovvio. Potremmo fare molto di più, ma abbiamo una sostenibilità finanziaria contenuta sulle microdonazioni. A proposito, se siamo in campagna elettorale, vedete voi. Però scherzi a parte, perché la questione è seria, questo ci consente di poter stare in mezzo a voi. È il vostro calore, io lo tocco con mano, io vi ringrazio. Vi posso guardare negli occhi, non devo abbassare mai lo sguardo. Possiamo con la mia comunità commettere degli errori. Sono errori in buona fede, mai abbasseremo lo sguardo per l'indegnità di aver tradito quello che è scritto in modo sacro nella Costituzione, perché i padri costituenti hanno pensato a tutto. Se vai e rivesti un incarico pubblico, lo devi fare con onore, con disciplina. E allora, ritornando a noi,
Noi qui ci siamo convintamente, dall'inizio, con Vittoria. Avete visto che persona speciale che è? Una persona che ha una sensibilità, lo ha dimostrato nel suo corso di vita, non perché adesso si è candidata. Una persona che lavora, ha una sensibilità particolare anche per il tipo di attività che fa, per il tipo di percorso anche professionale, culturale. È una persona giusta. Io appena l'ho conosciuta ho pensato subito che fosse la persona giusta, e noi ci siamo convintamente con tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Ci siamo qui perché veramente si può lavorare per i progetti. Noi lo sappiamo, lo sapete anche voi quali sono i progetti utili sulla mobilità, sulla sicurezza, sulla cultura, per migliorare questa città. C'è tanta sofferenza in questa città, c'è tanta povertà. Da noi non troverete mai con noi un'amministrazione che di fronte a chi soffre parla di metadone di Stato, parla di divanisti, offende le persone. Vi ricordate quella scena, quel passaggio indegno in TV dove la Santanchè durante la pandemia offendeva un imprenditore? Guardate, quella è una delle scene più terribili che ho visto in un talk show. Peggio delle liti, quando ci sono quelle liti lì che fanno quei fracassi che poi non servono a nulla. Santanchè che offende un padre di famiglia, un imprenditore che ha avuto, pensate, il coraggio di andare in TV a dire: io avevo un'attività economica e purtroppo non ce l'ho fatta, ho dovuto chiedere il reddito di cittadinanza per mantenere i miei figli. E lei dall'altro lato, a distanza: ma guardi, lei è paffuto, panciuto, sta lì sul divano, ma si vergogni. La stessa persona oggi, ministro, accusata di una gravissima truffa aggravata per utilizzo di fondi Covid destinati a imprenditori e famiglie. Questa è la gente che ci governa. Poi abbiamo una Meloni che ci dice: ma io sono forte, io sono coerente, non mi lascio intimidire, non mi lascio ricattare. Allora fammi capire, come fai a non far dimettere una ministra Santanchè che ci sta danneggiando, sta danneggiando l'immagine dell'Italia, il prestigio delle istituzioni in tutto il mondo? Cosa c'è che ti trattiene? Quali legami ci avete? Cosa c'è dietro? Oppure Sgarbi? Abbiamo fatto di tutto per farlo dimettere, 3 inchieste ci sono volute. Riciclaggio di opere d'arte, esportazione illecita di opere d'arte e sottrazione fraudolenta del patrimonio ai creditori. 3 inchieste in corso, un concentrato mai visto. Si dimette alla fine e lo ritroviamo adesso nelle liste per le europee. Ma se dici che non sei ricattabile, come mai l'hai candidato alle liste europee? Spiegaci perché. Non sei ricattabile. Bene, allora spiegaci perché, dopo aver annunciato la tassa sugli extraprofitti delle banche, te la sei rimangiata per qualche telefonata che ti hanno fatto. E anziché prendere neanche un euro da banche che sono divise nel 2023 28 miliardi, 28 miliardi, ci facevamo 2 manovre finanziarie, 28 miliardi, non hai lasciato tutto lì, non hai preso un euro dalle banche, hai preso invece i soldi dalle tasche degli italiani, addirittura hai raddoppiato l'IVA sui prodotti di prima infanzia, sui pannolini, tu che parli di natalità. Allora, quando si governa bisogna essere un minimo di coerenza, di decenza, perché poi i nodi vengono al pettine. Qui non è questione di ideologia, perché ognuno può avere le proprie opinioni. Qui è questione purtroppo di incapacità, perché siamo arrivati al record storico di poveri. 5.700.000 poveri, record assoluto. Poveri assoluti significa che queste persone non hanno di che mangiare. Cara Meloni,
Avete fatto la guerra ideologica contro i poveri anziché contro la povertà. Adesso come lo risolvi questo problema? Ti giri dall'altra parte? Siamo tutti bravi a governare così. Allora, e questo è il modo di governare. Allora, sono questi i problemi. Sono questi i problemi. Non c'è una misura poi per gli investimenti, per rilanciare la nostra economia. Non c'è nulla di nulla. Hanno voluto solo smontare, demonizzano le nostre misure. Tra l'altro qui in Umbria, voi lo sapete bene, ci sono famiglie, imprese, il comparto dell'edilizia è fondamentale. Pensate che col super bonus il 20% è inciso positivamente per le ristrutturazioni. E qui c'è il problema anche delle aree terremotate. E adesso invece è diventato il super alibi, altro che super bonus, super alibi per una classe dirigente incapace. Sono 3 anni che lo governano. Cioè Giorgetti mi sembra normale, a me sembra una dissociazione, non so, viviamo in un mondo capovolto. Giorgetti si sveglia un giorno, questo è un disastro il super bonus. Ma come? Sei stato ministro dello sviluppo economico con Draghi, lo gestivi tu il super bonus. Dopo sei passato a fare il ministro dell'economia, addirittura avevi flussi di cassa tra MEF, Agenzia delle Entrate, e adesso ti accorgi dopo 3 anni che lo gestisci che è un disastro. Avete fatto solo col governo Meloni 6 provvedimenti Groviera per estenderlo, per allargarlo, eccetera, e adesso iniziate e chi insultate? È stato Conte. Ma siete dei vigliacchi. Ma guardatevi allo specchio prima di andare in TV. Fatevi, quando vi aggiustate i capelli per andare in TV, guardatevi allo specchio. Dico, ma io posso andare in TV a insultare Conte che è andato via dal febbraio 2021, lo ha gestito per 6 mesi, ha detto che ovviamente serviva per la ripresa economica, poi andava gestito, l'abbiamo gestito 3 anni e mo vado no, invece loro ci vanno e insultano. Ma che politica è questa? E poi scusate, ha detto criminale, ma non solo. Poi, scusate, c'è un tema che forse in questo momento è prioritario su tutto. Perché vedete, qui l'economia va male. I dati purtroppo sono pessimi. Vanno a Bruxelles, dovevano, vi ricordate, cambiare musica. Hanno cambiato loro spartito, Meloni e compagni, lo spartito della campagna elettorale. Adesso stanno leggendo un altro spartito. Si sono piegati i genuflessi come lo fanno con le banche, lo fanno con i poteri forti, lo fanno a Bruxelles, lo fanno a Washington. Avete visto a Washington? Biden che la bacia sulla testa. Ma io dico, cioè, come fai a dire che tu sei patriota se vai lì e ti fai baciare in testa e prendi le istruzioni? Ma non c'è dignità politica, altro che patriottismo. Però dico, il problema, veniamo al cuore del problema. Quella foto è emblematica, lo scatto del bacio in testa è emblematico. Noi stiamo seguendo istruzioni altrui. Per stare al governo e accreditarsi, il governo dei patrioti sta facendo ovviamente quello che ci hanno detto di fare, cioè sta perseguendo una strategia militare che è una follia, perché ormai l'abbiamo capito tutti, tutte le previsioni che erano state fatte sulla guerra in Ucraina, l'avete visto, ci hanno preso per vigliacchi, per folli, antipatriotici, ci hanno detto filoputiniani, a noi che abbiamo condannato subito Putin. In realtà noi abbiamo detto, guardate che queste previsioni non hanno senso, sono troppo arrischiate. Quando io sento un Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio italiano dire io scommetto sulla vittoria militare in Ucraina, con quali risorse, con quali soldi, con quali vite, le vite altrui? Scommetti con quello che hai tu, è facile scommettere sulla guerra con le risorse e le vite altrui. Avevano detto che la vittoria era a portata di mano, avevano detto che sarebbe crollata l'economia russa in poco tempo. Vi ricordate i migliori? Letta, Draghi, tutti a pontificare. Hanno detto che ci sarebbe stato un cambio di regime.
Poi a un certo punto hanno iniziato a diffondere voci. Guardate che Putin ormai è malato, è spacciato. Tutte previsioni fallaci, fallimentari. La verità è che si è creato, quando sono prevalsi i falchi nelle discussioni a Washington, a Londra, a quel punto lì si sono avviati tutti i comparti della difesa, i comparti delle industrie militari. Non li fermi più. Noi l'abbiamo detto, è una follia. Qui non avremo una via d'uscita. Bisogna negoziare duramente, faticosamente, ma è solo lì la strada, una via d'uscita. E purtroppo, è triste dirlo, ci avevamo ragione. Ci saremmo risparmiati 80.000 morti soldati civili sul fronte ucraino, anche sul fronte russo, 150.000 vite umane di soldati. Saremmo risparmiati 500 quasi miliardi di distruzioni e macerie, e li dovremmo ricostruire noi, quegli edifici, quelle città in Ucraina. Ma soprattutto ci saremmo risparmiati il rischio adesso di una terza guerra mondiale. Guardate che il rischio è vicino. Io non sono un allarmista e non sono qui per creare il panico, però è evidente che se tu accetti la strategia militare e l'escalation militare come unica strada, devi passare prima dai giubbotti antiproiettili, poi devi passare ai razzi anticarro, poi devi passare ai carri armati, poi devi passare, come adesso, ai missili a lunga gittata. E quel che manca adesso in Ucraina sono le truppe. Macron già l'ha detto. Macron, in questa follia generale, è il meno ipocrita e ci stanno portando lì. Adesso si vota, la cosa va tenuta silenziosa, un attimo dopo ci porteranno il conto e ci diranno che bisogna inviare anche truppe, perché mancano le persone che combattono in Ucraina. E allora voi capite bene che questa è una follia a cui bisogna dire basta, no armi ad oltranza, no escalation militare, ma negoziati di pace. Adesso, forse non l'avete ancora letto, un'altra gaffe del ministro cognato d'Italia, Lollobrigida, ha appena dichiarato, ma adesso più o meno così, ma delle volte per evitare le guerre basta una buona tavola imbandita, una buona serata conviviale, buon cibo, buon vino. Ma io dico, ma questa è la nostra classe dirigente. Mi cadono le braccia. La nostra classe dirigente. Poi loro, vi ricordate, è stato tutto un profluvio. Sapete quando ho capito che prevalevano i falchi? Un po' di esperienza, permettetemi, dopo 3 anni di governo su tavoli internazionali l'ho accumulata. Quando a caldo, su questo fronte occidentale, hanno iniziato a fioccare dichiarazioni del tipo che Putin era un animale, un subumano. Allora ho capito, qui ci portano in guerra, perché è ovvio che se descrivi un criminale animale subumano non ti puoi sedere al tavolo. Quindi si è creato un meccanismo mediatico che ci ha portato in quella direzione. E infatti tutto il sistema mediatico, chi era fuori dal coro, putiniano, infamie varie e via discorrendo, ce ne siamo presi di insulti. E a Gaza, il massacro di Gaza, ne vogliamo parlare? Una pagina tra le più vergognose della storia. Si sta scrivendo una pagina indegna. Io, per dire come siamo fatti noi del Movimento 5 Stelle, all'indomani del 7 ottobre, del massacro atroce di Hamas, eravamo una quindicina di parlamentari, siamo andati in sinagoga a Roma, abbiamo incontrato i presidenti delle comunità israelitiche italiane per portare solidarietà. Quella cosa è una pagina vergognosa, feroce, però ho detto da subito, era prevedibile anche questo. Ho detto, guardate che se pensate che la vostra reazione non sarà contro Hamas, ma sarà senza limiti, sproporzionata, violando il diritto internazionale umanitario, il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica che condannerà la vostra strategia. Ed allora
E da allora noi stiamo assistendo a un massacro quotidiano, siamo arrivati a 35.000 vittime civili palestinesi, la maggior parte donne, bambini. Ditemi, ma come si può? Io dico anche questo governo di Netanyahu folle, scriteriato, irresponsabile, come può pensare di servire la causa di Israele in questo modo, fomentando di fatto l'odio antisemita in tutto il mondo che stiamo assistendo? E io non mi sento rappresentato, non so voi, io non mi sento rappresentato e mi vergogno di un Presidente del Consiglio e di un governo che per 3 volte all'Assemblea delle Nazioni Unite si è astenuto 2 volte per una risoluzione che prevedeva la tregua e il cessate il fuoco, l'ultima volta qualche giorno fa, per la risoluzione che prevedeva il diritto e riconosceva alla Palestina il diritto a entrare a far parte delle Nazioni Unite. Questo governo non mi rappresenta. È per questo che io vi dico, abbiamo bisogno di voi. Non potete rimanere a casa e indignarvi. Non si può stare a casa a vedere scorrere delle immagini, vedere il proprio governo così ignavo, vigliacco, che non riesce a far nulla, non ha il coraggio di andare ai tavoli politici e far valere la nostra tradizione, i nostri principi costituzionali. C'è scritto: ripudia la guerra l'Italia. Noi, la nostra vocazione tradizionale è per il dialogo, c'è stata sempre riconosciuta. Io dovunque sono andato in giro come Presidente del Consiglio ho avuto sempre grandissimi riconoscimenti, ma non tanto per quello che facevo, per la nostra tradizione. Siamo ammirati dappertutto, capacità di dialogo, sforzi diplomatici, riusciamo a parlare con tutti, ci facciamo rispettare da tutti. Il dialogo, gli sforzi diplomatici, la sostanza e la politica, non la guerra, non le industrie militari, non le armi. E allora vi prego, indignarsi non basta. C'è da compiere un gesto semplice di rottura democratica, sì, perché noi siamo un bivio. E se tutto questo non vi sta bene, lo dovete dire forte e chiaro con i gesti. E c'è un gesto che non è violento, ma è di grande rottura democratica. L'8 e il 9 giugno andare a votare. Dare un segnale forte che le cose non vanno bene, che non siamo disponibili ad accettare supinamente tutto questo. Questa incapacità, questa vigliaccheria a livello internazionale, questo pacco di stabilità. Io dico, sull'austerità puoi anche combattere una battaglia e non riuscirci, perché quando hanno reintrodotto il patto di stabilità, che noi eravamo riusciti a sospendere durante la pandemia, non era facile ottenere una vittoria, nel senso che una prospettiva di crescita economica coniugata allo sviluppo sociale. Bisognava cambiarlo quel patto e attenzione, occorre l'unanimità, quindi un impegno forte, una battaglia seria che io già avevo iniziato a combattere prima di andare via. Puoi non riuscirci, ma rinunciare a combattere questa battaglia è inaccettabile. Tornarsene con questo pacco di stabilità che ci impone 13 miliardi, ci riporta all'austerità, accettare la proposta franco-tedesca, tu che sei patriota, che vai lì, finirà la pacchia per Bruxelles, eccetera, e ritornartene in questo modo ignominioso, anche questo è da vigliacchi. Non ce lo meritiamo. Il gesto di rottura democratica, 8 e 9 giugno. Dobbiamo votare in massa. Una croce e cambieremo il destino politico, il clima politico, un clima che si sta facendo un po' opprimente. I giudici che adesso con la separazione delle carriere devono andare sotto le procure, vogliono mettere sotto il potere politico per la ragione che vi dicevo. Capite? Le inchieste fanno male a chi
come dire, sguazza nel malaffare, agli amici, agli amichetti che si muovono nel torbido e nell'opacità. E allora è più semplice prendere le procure, separarle e poi progressivamente metterle sotto la guida del ministro di giustizia di turno. E così spuntare armi per intercettazioni, strumenti di investigazione e via discorrendo. Allora, tutto questo, avete visto anche legge bavaglio per i giornalisti. Ogni tanto spunta, noi stiamo lì a combattere in Parlamento, pur avendo numeri minori, ogni tanto spunta la norma che vogliono inasprire pene, il carcere per i giornalisti. Cioè non hanno proprio la logica degli organi di controllo. Avete visto la riforma del premierato, come l'hanno concepita? Cioè lei dice, ma così votate, c'è più democrazia. Anche certo, in Russia votano se eleggono Putin, ma non è che diciamo che è un sistema democratico. Il sistema democratico dipende non solo dai pieni poteri che dai a un soggetto, anche dai contropoteri che gli metti. Perché se mi chiami un giorno a mettere una X e poi non conto più nulla per 5 anni, quella non si chiama democrazia. Giorgia Meloni, studia la storia. È così per l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, guardate, è un disastro. È un disastro, ci hanno apparecchiato un disastro. Avremo 20 staterelli. Pensate, l'Umbria, pensate un po', la vostra Umbria, bellissima, piena di storia, risorse, tradizioni, piena di orgoglio, che può autoregolamentarsi in tutto, dal commercio, infrastrutture, scuola, istruzione, sanità. Siete soddisfatti? Diventate uno staterello? Quindi se uno va nell'altra regione a fianco, io che sono un imprenditore, mi cambiano tutte le regole per la produzione, vendita di prodotti, erogazione di servizi, commercio, tutto. E secondo voi per me è un costo che aumenta o no? O no? È un disastro. Quell'autonomia differenziata è fatta in modo che le regioni più ricche si possano arricchire sempre più. Il loro meccanismo, siccome ormai la Lega è confinata in Lombardia e in Veneto, vogliono che le risorse prodotte lì rimangano lì. Questa è la verità. Era favorevole. La persona che le ha menzionato era favorevole. E purtroppo questi sono anche disastri che sono stati compiuti in passato. Allora dobbiamo contrastarlo. L'Italia è una, forte, indivisibile. La coesione sociale. Noi dobbiamo far capire anche alle regioni del nord, quelle che adesso si illudono, che correndo avanti sempre più veloci, sempre più floride, sempre più ricche, si arricchiranno sempre più. Non ti puoi arricchire se tutto il resto dell'Italia lo mandi in brache di tela. Dobbiamo dire un no forte, convinto. Col Movimento 5 Stelle noi tutte queste battaglie ci siamo. Aiutateci, forza. Thomas. Che presidente, ragazzi, prego i candidati alle elezioni europee e i candidati delle nostre liste in Umbria di venire sul palco. Costruttori di pace e un patto avanti. Ce la facciamo? Sa che incentriamo tutti,